Buongiorno, sono Graziano Pravadelli, Presidente del Collegio Didattico di Ingegneria dell'Informazione presso il Dipartimento di Ingegneria per la Medicina e l'Innovazione. La nostra offerta formativa è costituita da 2 lauree triennali e da una magistrale che hanno l'obiettivo di formare l'ingegnere del futuro. L'ingegnere del futuro che lavora in ambito biomedicale o in ambito industriale, e queste sono le 2 lauree triennali che abbiamo: Ingegneria dei sistemi medicali per la persona, Ingegneria dei sistemi intelligenti e robotici. Ingegnere del futuro non è semplicemente uno slogan, è la professione dell'ingegnere che sta cambiando. L'ingegnere di una volta produceva e realizzava o progettava sistemi. L'ingegnere del futuro deve essere in grado di progettare sistemi intelligenti. Questa parte intelligente vale sia per l'ambito biomedicale che per l'ambito industriale e ha il compito di creare dei sistemi che siano collaborativi tra persone e robot e sistemi automatizzati. Quindi si differenzia da quello che era l'ingegnere del passato, non solo perché c'è la parte di intelligenza, ma anche perché quella che prima era un'automazione staccata rispetto al ruolo della persona, adesso è integrata, per cui i sistemi del futuro, ma già oggi stesso, collaborano con le persone che lavorano all'interno dell'ambiente lavorativo. Pertanto il nostro compito è quello di avere un corso di laurea che dà le basi matematiche, fisiche, chimiche necessarie per interagire con l'ambiente e con le persone, e poi a fronte di queste basi costruire una conoscenza più specifica nell'ambito dell'ingegneria dell'informazione che porti a elaborare i dati per realizzare sistemi intelligenti, quindi in grado di agire autonomamente con vari livelli di autonomia per collaborare nell'ambiente in cui si trovano.